ospite in studio Antonio Mandese. Buongiorno. Buongiorno. Aspetta che ti alzo un po' il microfono. Ecco qua. Come stai? Bene, grazie per l'invito. Grazie a te per essere qua. Allora, intanto ti trovo in splendida forma, Antonio. Sarà tutto questo trambusto dell'ultimo periodo che penso sia andata alla grande, perché ti vedo con una luce diversa. Probabilmente le attestazioni di stima che quasi non ti aspettavi sono arrivate. Diciamo sì, che c'è tanta voglia di portare avanti le istanze di un territorio che ha bisogno di cultura. Sei un ottimo rappresentante, posso dirtelo? Grazie, sei assolutamente. troppo gentile. No, da parte di tutti noi, ma anche di tanti tarantini, e questa è una cosa molto bella. E siamo felici e saremmo ancora più felici se avessi veramente un ruolo centrale nelle cose che riguardano, insomma, la cultura e le cose fatte bene in questa città, anche a livello, come dire, non solo del nostro territorio, ma anche nazionale, anche perché è quello di cui ti occupi nella tua vita, quindi meglio di te. Allora, Antonio, oggi noi siamo qua perché tu ci sarà una presentazione di un libro molto interessante, vero? È un libro a cui tengo molto perché mi dà l'opportunità di parlare della disciplina, dello sport, ecco, che in questo momento è un po' balza agli onori delle cronache, ma sì, che è il tennis e sì, che è il mio sport per elezione. Che beh, ti piace il non tennis. sono un degno rappresentante della categoria. Però possiamo essere appassionati di uno sport. Possiamo essere giocatori della domenica, io quello sono, semplicemente bello. quello. Però è uno sport che intanto, grazie a Sinner che vince Wimbledon, ci dà la possibilità di esultare come italiani. Il primo italiano? Il primo italiano che vince nel tempio del tennis, perché il tennis si può dire sia nato a Wimbledon, e un italiano che lo vince probabilmente gente della mia età che ha sempre visto gli italiani in posizioni di rango inferiore dagli anni 90 fino poi però al fenomeno tutto tarantino di Roberta Vinci, non dimentichiamocelo. Non dimentichiamola, certo. Vedere un italiano che vince Wimbledon è una soddisfazione particolare e ti mette una punta d'orgoglio, non soltanto dal punto di vista dell'italiano che vince, ma proprio del vincere nel tempio del tennis. Bellissimo, noi continuiamo a parlare di questo. Adesso, Antonio, mandiamo un pezzo, sentiamo un po' di musica. Possiamo andare? Possiamo andare. Ah, che bello! Quindi, insomma, un momento storico importante che noi stiamo vivendo. È un momento storico importante che noi viviamo come italiani ed è anche, come dire, un po' una faccenda che riguarda il sistema sport, che è un sistema complesso ma completo. Il movimento del tennis ci sta dando una grande lezione su come lo sport. Noi abbiamo come tarantini da gestire i giochi del Mediterraneo nel prossimo futuro, che è uno dei traguardi anche amministrativi. Il tennis è centrale in questo momento, sia come sport che anche come disciplina che muove tante economie differenti. Certo. Wimbledon ce lo insegna. Il tennis però è anche il gioco mentale. Assolutamente. Ma noi l'abbiamo visto quando Sinner è un esempio tra tanti di un equilibrio pazzesco, di concentrazione, di bravura, ma quando è emozionato anche lui fa tanto, cioè l'equilibrio mentale, uno sport così mentale è uno sport importante in cui la parte mentale, questo sta venendo fuori nell'ultimo decennio, si può dire, grazie a personaggi come Djokovic, che hanno fatto della presenza mentale in campo una delle armi fondamentali. Stiamo parlando di Djokovic, ci sarà una presentazione di un libro, intanto diciamo subito quando, come e dove. Allora, la presentazione avrà luogo il 25 luglio, saremo ospiti del Circolo Tennis Taranto. Io l'ho nominato glorioso Circolo Tennis Taranto perché è una delle luci accese sullo sport forse da più tempo nella nostra comunità, insieme ad altre tante realtà meritevoli di lustro. In questo caso, parlando di tennis, ci sembrava appropriato trovare un luogo. Giusto. E saremo ospiti del Circolo Tennis, a cui io sono particolarmente legato perché è lì che ho imparato in qualche modo
a giocare a tennis, grazie al presidente, l'avvocato Michele Di Campo, e alla presenza del tecnico nazionale della Federazione Italiana Tennis e Paddle, Daniele Ceraudo, che è un'altra delle perle del nostro territorio. Il tennis e anche formazione dei giovani. Certo. E noi vediamo l'eccellenza, abbiamo parlato prima di Wimbledon, però è anche cultura dello sport. Il tennis è uno sport che viene considerato da molti nobile, perché allena proprio i più giovani al rispetto delle regole, al rispetto dell'avversario, alla competizione in campo, ma all'amicizia fuori dal campo. Certo, assolutamente. Queste sono regole fondamentali che giustamente si attribuiscono alle discipline sportive, ma che sarebbe il caso, no, poi di portare a casa, nel senso che le famiglie, io faccio sempre un riferimento, Antonio, sai, alle famiglie, perché è importante che si parta da questo, che le famiglie debbano dire ai propri figli, ai propri ragazzi: oggi c'è qua tuo figlio, per esempio, non l'hai portato perché hai detto io vorrei che lui capisse, vedesse cos'è una radio, come funziona, c'è la regia, c'è qui la messa in onda, poi ci sono gli ospiti, gli speaker, i giornalisti, la redazione, insomma un sistema, un mondo, esatto. E quindi questo parte da te, genitore, a far vedere. Quindi la disciplina e il rispetto delle regole nel campo e fuori dal campo è una cosa fondamentale. Educazione, la pedagogia, che nello sport diventa anche uno strumento per educare alla vita. Sì, Djokovic, secondo te, qual è nella sua missione sportiva e nella sua carriera il punto più alto o qualcosa di incredibilmente alto che lui ha raggiunto, secondo te? Questo è un libro, faccio un passo indietro nel darti questa risposta. Questo è un libro che l'autore ha voluto dedicare a Djokovic. L'autore è un nostro conterraneo, Giancarlo Liviano D'Arcangelo, martinese d'origine, ma ormai romano d'adozione. È un libro in cui Giancarlo è riuscito a parlarci di Djokovic anche attraverso la metafora della mitologia greca. Djokovic rappresenta un po' quel Prometeo che ha sfidato gli dei del tennis con una forza, con un superpotere, chiamiamolo così, che era considerato inesistente, che è quello, appunto, ne parlavamo prima, della forza mentale. Forse non è stato il più talentuoso di tutti, forse non è stato come Federer il più elegante di tutti, forse non è stato come Nadal il più forte, il più energico fisicamente, però Djokovic è stato quello che con la sua forza mentale ha superato e ha battuto gli dei, come dice il nostro titolo. Che bello, superare e battere gli dei, ragazzi, è una missione più unica che rara, direi. Antonio, ti ringrazio per essere stato mio ospite. Ricordiamo l'appuntamento, per favore. Ed è venerdì 25 luglio alle ore 19 presso il Circolo Tennis Taranto, con l'autore Giancarlo Liviano D'Arcangelo, il presidente del Circolo Tennis, l'avvocato Michele Di Campo, e il maestro Daniele Ceraudo, che è un tecnico nazionale della Federazione Italiana Tennis e Paddle. Benissimo, l'appuntamento è questo, amici. Io, Antonio, ti ringrazio per essere venuto qua in radio. Grazie a voi per l'ospitalità.